Amici di Sportisili, buonasera, ben trovati dal Giovanni Aloisio di Palermo. Un'occasione speciale, il primo Memorial Pietro Costa, e subito grandi giocatori in campo, una bella atmosfera qui a Misilmeri, come vedete anche i fumogeni, anche proprio sotto la postazione di chi sta parlando. Buon pomeriggio, buonasera da Francesco Cammuca qui dall'impianto di Piano Stoppa. 3 squadre con una formazione composta da ex calciatori, anche vecchie glorie del Palermo Calcio, che affronteranno le formazioni giovanili e non solo di Don Carlo Misilmeri e Pratoverde, ovvero sia le 2 squadre del paese di Misilmeri. Omogeni che vanno dal biancorosso al rosanero, anche per così sottolineare quella che è la presenza sia del Palermo che o comunque degli ex giocatori del Palermo, che ovviamente del club del presidente Antonio Cottone, che tra altre cose ha voluto contribuire in maniera attiva con la fornitura non solo del terreno di gioco, che ricordiamo è stato affidato dal comune alla società biancorossa militante nel campionato di eccellenza, ma anche per la fornitura anche delle divise, in particolare quella affidata ai ragazzi della Don Carlo Misilmeri, del settore giovanile della Don Carlo Misilmeri, che scendono in campo con la seconda maglia utilizzata in questa stagione dalla formazione allenata da Salvatore Utro, e che è arrivata anche ad un passo dalla qualificazione ai playoff nazionali del campionato di eccellenza, arrivando al 3° posto in regular season e in finale per i playoff regionali, battuta solo dalla Kragas. La Kragas di cui vi abbiamo raccontato le gesta nel playoff regionale contro il Martina Franca anche sul nostro sito su sportisili.it. Sportisili, che è appunto partner ufficiale di questo triangolare, che a breve vedrà la disputa del primo incontro, quello tra appunto gli ex calciatori del Palermo e la Don Carlo Misilmeri. Naturalmente vi invitiamo a seguirci qui in diretta sul nostro canale YouTube, oltre che sui nostri profili social Facebook ed Instagram. Il calcio d'inizio che viene dato proprio dai piccoli, affiancati adesso da Giorgio Corona, viene dato il calcio d'inizio e l'applauso del pubblico qui presente. Non sono pochi gli spettatori qui al Giovanni Aloisio. È iniziata dunque la partita, allora andiamo a vedere anche come parte questo incontro, con la bella giocata qui proprio per Corona e la parata immediata. Subito la respinta in calcio d'angolo da parte di Passaro, e subito Giorgio Corona che si è messo in evidenza. Storia particolare quella della famiglia Corona, avremo tempo e modo di approfondirla
nel corso di questo incontro, mentre intanto il calcio d'angolo viene ribattuto. Prova a ripartire la Don Carlo Misilmeri con la palla scaricata indietro da Alcamo. La palla scaricata poi da D'Agostino. Ci sono tanti elementi della Don Carlo Misilmeri che tanto bene ha fatto anche a livello di settore giovanile, sia a livello juniores che con le altre rappresentative giovanili, mentre intanto ha recuperato palla con Lupo, la formazione delle vecchie glorie, con l'avanzata adesso di Tonino Cardinale. Il tocco in avanti, la palla che viene intercettata, poi ancora Corona. Cardinale, uno che è diventato di casa a Misilmeri, non tanto per le sue presenze quanto per quelle del figlio più giovane, ovvero sia Alessio. Qui intanto cross fuori misura da parte di Rosario Bennardo. Tanti gli ex giocatori del Palermo che hanno avuto anche una grande carriera lontano dal capoluogo e dalla Sicilia. Abbiamo parlato di Giorgio Corona, c'è Giovanni Ignoffo, c'è Ciccio Galeotto, c'è Rosario Bennardo appena menzionato, Tonino Cardinale, che scopriremo anche durante l'estate quale sarà il suo futuro. Ovviamente ve ne daremo notizia anche su sporticili.it. C'è Giancarlo Ferrara che è reduce dalla fine della sua avventura sulla panchina del Cus Palermo, e dulcis in fundo, ultimo ma tutt'altro che ultimo, c'è Tanino Vasari, uno di quelli che ha fatto grandi cose anche in Serie A. Intanto la palla lunga, troppo lunga però per l'inserimento di Alcamo, e allora la Barbera che riparte dalle retrovie. Lupo tocca per Ignoffo, per i 3 minuti di questa prima partita. Ricordiamo che a seguire la formazione delle vecchie glorie affronterà il Prato Verde, formazione impegnata nel campionato di terza categoria, seconda squadra in un certo senso di Misilmeri, mentre qui intanto c'è proprio la Don Carlo che avanza con il tocco largo sulla destra a beneficio di De Caro. De Caro che sfida Bennardo, la palla è uscita però prima del cross, e allora si riparte da fondo, si riparte con la Barbera che fa sul pallone. Ignoffo tocca per Lupo, ancora Ignoffo, finta di andare, tocca per Cardinale. Cardinale che ha giocato col Palermo, ha giocato nel Catania, ha giocato nella Salernitana, sfiorando anche grandi traguardi con la squadra che invece quest'anno è andata a salvarsi in Serie A dopo una grande cavalcata. Intanto c'è la giocata da parte di Morello, prova a passare centralmente ma sbaglia, allora c'è Vasari, Corona si gira, fermato l'intervento di Vincenzo La Barbera. È dato in arrivo, non sappiamo se e quando arriverà, quello che forse è uno dei fiori all'occhiello del settore giovanile della Don Carlo Misilmeri, Brosielo Gerfo, uno di quelli che ha anche debuttato in prima squadra, appena 17 anni per lui. Intanto attenzione al calcio d'angolo con Saglimbene che non riesce ad arrivare, rimessa per la Don Carlo Misilmeri. Dicevo, la seconda partita, quella tra le vecchie glorie del Palermo e il Prato Verde, a seguire il derby misilmerese, che potrebbe anche essere ininfluente qualora il Palermo dovesse centrare una, o meglio le vecchie glorie del Palermo dovessero centrare una doppia vittoria, quello tra il Prato Verde e il club che oggi va a rappresentare la Don Carlo Misilmeri. Settore giovanile guidato da Giusto Di Patti, che ha allestito nelle ultime 2 stagioni un gruppo importante, ovviamente sempre col sostegno e con l'aiuto
personale e anche concreto da parte di Antonio Cottone, del presidente di tutto il club. Tra altre cose oggi ci sono anche dei rappresentanti del club che sta già lavorando per la prossima stagione. Da quello che ci risulta, verrà annunciato in settimana un nuovo ingresso in società. Ovviamente per ogni aggiornamento vi invitiamo a leggere sportisi.it. Tanto attenzione a Corona in fuorigioco, la storia di quello che è stato ribattezzato da tutti e con buone ragioni Re Giorgio, che ha indossato tante maglie importanti in carriera, ha giocato in Serie A al Catania, realizzando tra l'altro anche quello che è stato il primo storico gol dell'era Pulvirenti in Serie A, in un Cagliari-Catania dell'estate del 2005. Ha indossato anche la maglia del Messina, la maglia del Brindisi, del Catanzaro, del Mantova e della Juve Stabia prima di chiudere la carriera all'Atletico Catania. E ora c'è un figlio forse meno regale nelle movenze, ma che sta cercando di seguire le sue orme. Intanto attenzione a Vasari all'1 contro 1, serie di finte, vediamo cosa inventa. Uno dei picciotti terribili che un quarto di secolo fa fecero tremare la Serie B e che poi ha saputo anche costruirsi qualcosa di buono. Di Tanino ovviamente avremo tempo e modo di parlare. Lupo propone al centro il colpo di testa a mettere fuori da parte di Rizzolo, poi la palla diventa ancora buona per Cardinale, l'avanzata di Giudice che va al tiro e smanaccia Passaro in calcio d'angolo, dicevo, di Corona, del figlio goleador Giacomo Corona, capocannoniere del girone meridionale della Primavera 3 e protagonista della grande cavalcata che vi abbiamo anche raccontato in alcuni suoi frangenti, nei suoi ultimi frangenti, della squadra guidata da Marco Di Benedetto. Intanto pallone allontanato, Vasari per Lupo che mette un po' in difficoltà Galeoto, che infatti non riesce a tenere il pallone in campo. Ciccio Galeoto, che fino a pochi anni fa addirittura ancora calcava i campi dell'eccellenza siciliana, lui che ha concluso la sua esperienza, un'esperienza a dire il vero tutt'altro che gratificante in quel di Castelbuono, un'annata disgraziata per la squadra castelbuonese. Un altro di quei giocatori che hanno fatto grande il Palermo negli anni 90, in particolare sotto la guida di Ignazio Arcoleo, tanto quanto Vasari ad esempio, che è in campo questa sera. Intanto D'Agostino alleggerisce per Passaro, già 2 parate importanti per il portierino della Don Carlo Misilmeri, che adesso avanza. Il tocco tentato in direzione di Colline, che però è stato fermato. Saghin bene, Cardinale col dribbling, poi fa correre Vasari col cross, ribattuto da Rizzolo, fallo laterale. Arriva a batterlo Rosario Bennardo, uno di quelli che ha già tentato la strada anche della panchina, uno che praticamente ha smesso di giocare l'altro ieri, si verrebbe da dire. Tanto attenzione alla palla per Corona, gol bellissimo da parte di Giorgio Corona, che dunque sblocca la partita. Gol alla Corona, se ce n'è uno. Una gran volée di destro, fatto la foto a Passaro e soprattutto ha portato in vantaggio la squadra bianco-blu. Noi per convenzione in grafica mettiamo
il rosanero, proprio per sottolineare l'appartenenza appunto di questi giocatori, quasi tutti accomunati dal passato rosanero. Tra l'altro Giorgio Corona che porta avanti anche un progetto giovanile molto interessante nel quartiere di Borgonovo a Palermo, lui che è originario invece della Zisa, altro quartiere popolare. Reagisce ovviamente subito la Don Carlo Misilmeri, qui Cerniglia cerca di dialogare senza successo con Colline, pallone allontanato, Rizzolo pressato da Saglimbene che gli porta via il pallone, Vasari va a contrasto, però la palla se la prende Morello, Cerniglia, avanzare il numero 2, tocco per Colline, Morello, palla dall'altra parte, prova a dare ampiezza da Don Carlo, si passa adesso al centro, Morello cerca l'imbucata fuori gioco però di De Caro, partito con un istante di ritardo, qui ha tenuto bene la linea la coppia composta da Ignoffo e da Lupo. Giudice, la scivolata vincente di Colline, poi Morello, attenzione all'entrata di Cardinale che è rimasta a terra, c'è l'avanzata da parte di Puleo, subito però fermato perché era rimasta a terra Tonino Cardinale. Tutto ok però per il numero 4, regista che nelle ultime stagioni ha deciso per scelta di vita di calcare i campi dell'eccellenza, ha giocato a Parma, ma l'ha giocato a Monreale, ha giocato a Marineo, aveva iniziato la stagione al Gangi in promozione, girone palermitano, comunque centro settentrionale, centro occidentale della Sicilia. Poi la fine dei rapporti con la società madonita, si è avvicinato in un certo senso appunto alla Don Carlo, considerando la presenza in campo di Alessio Cardinale, il più piccolo, classe 2004, che è diventato anche titolare sotto la guida di Utro. Altra famiglia di calciatori, quella dei Cardinale. Intanto attenzione alla corsa di Alcamo, forse l'ha toccata la Barbera, in ogni caso calcio d'angolo quando sta per scadere il quarto d'ora di questa prima mini partita del Memorial Pietro Costa. Tanto l'ha battuta la Barbera con l'uscita. Qui quasi si scontrano Ignoffo e Cardinale, con quest'ultimo che voleva la palla a tutti i costi per poi sbagliare. Una palla in profondità per Rosario Bennardo. Morello scarica indietro per Cerniglia, poi muove palla ancora la Don Carlo. Intanto ci concede un po' di tregua anche il sole qui a Misilmeri. Spinge adesso la squadra misilmerese con l'inserimento di Colline, la palla esce. Forse l'ha toccata ancora la Barbera, almeno di questo avviso il direttore di gara. Angolo
per una Don Carlo che sta crescendo, mentre intanto sono pronti a bordo campo anche i ragazzi del Proto Verde. È vero che manca ancora qualche minuto, però a breve presumibilmente partiranno anche le operazioni di riscaldamento anche per loro. Rizzolo la tocca con una mano intanto, punizione con Peppe la Barbera che la tocca per Ignoffo che ha legato il suo nome al Palermo più che altro alla fine degli anni 90 in Serie C, un paio di stagioni per lui, comunque sempre molto legato sulla piazza palermitana. Intanto attenzione alla corsa di Romano che è arrivato sul fondo, ha messo al centro, la chiusura in calcio d'angolo. Hai fame? Voglio sapere Ha recuperato palla intanto la Don Carlo. Altre cose, impianto di gioco dove la Don Carlo gioca praticamente per il terzo anno consecutivo. Prossimo sarà il terzo anno in cui la squadra biancorossa giocherà sul terreno di gioco di Piano Stoppa, sul suo terreno di gioco, dopo la nuova inaugurazione ad opera della precedente amministrazione comunale. Tra altre cose, proprio la settimana scorsa, come accennavo prima, è arrivata anche la notizia dell'annuncio dell'assegnazione dell'impianto di appunto Piano Stoppa intitolato alla memoria di Giovanni Aloisio. Intanto attenzione alla corsa di Vasari, area di rigore, Vasari a tu per tu con Chinnici che ha sostituito Passaro. Ha segnato una rimessa almeno inizialmente alla Don Carlo, poi palla affidata alle vecchie glorie del Palermo, in particolare a Bennardo, altro ex rosanero. Dicevo prima, le sue ultime esperienze soprattutto in panchina, prima alla Parmoval, poi soprattutto al Monreale, anzi finito di giocare alla Parmoval è andato in panchina al Monreale. Tante cose per lui, anche un ricordo doloroso sicuramente per la piazza, visto che Bennardo era in campo per quel Palermo Battipagliese del 1997 e quella sconfitta che almeno sul campo era costata la retrocessione in C2 alla squadra palermitana. Poi il ripescaggio in C1 ai danni dell'Ischia e poi anche l'inizio dell'era, diciamo così, dorata, del ventennio d'oro del Palermo, prima sotto la guida del compianto Franco Sensi e poi sotto la guida di un altro compianto patrono come Maurizio Zamparini. Qui intanto Ignoffo chiude, si passa per vie centrali con Saglimbene, adesso Cardinale vuole gestire i ritmi del gioco. Adesso la squadra delle vecchie glorie che imposta con Bennardo, arriva adesso Giancarlo Ferrara, un altro di quelli che non potevamo non menzionare tra gli ex e anche scusate, di quella stagione magica, la 95-96. Un altro indimenticabile personaggio del calcio italiano e del calcio palermitano in particolare, come Tonino De Bellis. Una stagione incredibile
con il raggiungimento addirittura dei quarti di finale di Coppa Italia da squadra di Serie B, che con un po' di fortuna, anche con un po' di situazioni contingenti un po' migliori, poteva anche addirittura ambire alla Serie A. Non siamo a male. Intanto lo scambio che non favorisce l'inserimento di De Caro, esce con calma la Barbera. Diciamo che di palle col vero e proprio la Don Carlo non ne ha ancora create. Cardinale col lancio, con il contagiri per Arena, pescato per un fuorigioco. Il grande tifoso della Don Carlo, Misilmeri, uno degli ideatori di questa iniziativa. Qui intanto l'aggancio da parte di D'Agostino, che vince anche un rimpallo, sempre D'Agostino, il dribbling, poi il velo di Arnone, la palla che viene però recuperata. Tanta attenzione però al recupero. Morello col tiro, si oppone Giovanni Ignoffo, e fa attenzione al tentativo di partenza di Galeoto. Saghin bene col lancio per Giancarlo Ferrara. Ferrara cerca l'esterno, probabilmente per servire Vasari. Giancarlo Ferrara, un altro di quelli che ha fatto molta fatica prima di appendere le scarpe al chiodo, uno di quelli, degli eterni ragazzini del calcio palermitano. Priolo intanto, il tocco largo. Poi si passa per vie centrali con la giocata di Vincenzo La Barbera, poi il lancio a cercare ma non a trovare Alcamo. Galeotto palleggia per Ferrara, Arena la gira bene, c'è quella posizione di fuorigioco e allora riprende la Don Carlo Misilmeri. 24 minuti trascorsi e sempre 1-0 in quella che probabilmente sulla carta è la partita col tasso tecnico più alto. Cardinale intanto, c'è la corsa di Saghin bene in profondità, Cardinale insiste, poi scucchiaia verso Arena che non ci arriva, sta riposando in panchina a bordo campo Giorgio Corona, che sta decidendo la partita. Ricordo la gran volée all'11°, mentre di tanta attenzione alla corsa di Vasari, che ha preso il tempo al suo diretto avversario. Vasari, la sterzata, Vasari sempre palla sul destro, altra finta, cerca lo spazio per calciare, poi va alla conclusione, arriva Arena che la piazza lenta dopo il tentativo di Romano, graziato in questo caso Chinnici. Intanto prova l'avanzata la Don Carlo con Arnone fermato, un fallo laterale. Morelli ancora per Arnone che ha spazio. Arnone va a puntare con personalità Cardinale, poi sbaglia il passaggio. Allora Lupo per la corsa di Romano, anticipato dall'intervento di Vincenzo La Barbera, e allora Chinnici, il tocco largo. Poi c'è l'appoggio di Priolo per la corsa sulla fascia di sinistra da parte di Cerniglia. Attenzione al tentativo dalla distanza direttamente sul fondo, ci ha provato Priolo senza successo. Ha già rimesso in gioco il pallone, formazione delle vecchie glorie con Ignoffo. Lupo, Galeotto fermato, fallo laterale. Riceve Giancarlo Ferrara, poi ancora Galeotto. Lupo
Lupo rischia qualcosa, deve intervenire la Barbera. C'è cambio di gioco che voleva servire Bernardo, invece interviene senza successo però a Don Carlo con il tocco corto per Gilardi. Poi Cardinale ancora con la scivolata, questa volta non arriva sul pallone. Gilardi mette in mezzo, chiusura di Lupo, tocco per Giovanni Ignoff. Anche Avellino, tappa importante della sua carriera. Bernardo, Ignoffo, Ignoffo, rifiuto a Ferrara, tocca per Bernardo ancora. Scambia ancora con Ferrara. Si gioca sulla catena di sinistra con Bernardo che prende campo, poi viene raddoppiato e fermato dall'intervento di Priolo. Arnone. C'è ancora l'avanzata con Gilardi che si propone e riceve. Cerca l'uno contro uno con Bernardo, per il tocco troppo lungo. Anche uno sgambetto involontario ai danni di Giovanni Ignoffo. Alla riparte la squadra delle vecchie glorie con Saglin bene, lancio a cercare Arena, letto bene in anticipo da Vincenzo La Barbera. Poi avanza ancora la squadra oggi in maglia blu, bianca e rossa. D'Agostino col tocco intercettato. Cardinale sventaglia su Vasari. Vasari ancora l'1 contro 1, l'ennesimo della sua partita. Arena in fuorigioco. Ancora una palla persa dalla Don Carlo, poi Galeotto scambia con Romano, poi Saglin bene, lancio in profondità per la corsa ancora di Romano, anticipato il numero 7. La battuta intanto per la corsa di Arnone, l'1 contro 1 con Ignoffo che non gli lascia spazio. Arnone prova ad andare sul fondo, mette al centro, la palla è rimasta in campo. Anzi no, qui con grande freddezza la Barbera si era fermato, per sua fortuna non è arrivato il gol, probabilmente gol che non sarebbe stato convalidato però. Cardinale, Galeotto per la corsa di Arena, questa volta in posizione regolare. Arena l'ingresso in area, la chiusura però ai suoi danni. Chinnici con calma su Priolo, mezz'ora che sta per scadere, il punteggio che è sempre di 1-0. Ricordo all'11° la grande conclusione al volo di destro di Giorgio Corona. Morello, Non capisco niente di cosa fai. Arnone, il tocco per Alcamo. Cerniglia all'indietro ancora da Morello, ritmo molto basso, il che agevola i più vecchiotti per così dire, che possono gestire i ritmi e possono gestire ovviamente il tentativo di rientro in partita dei loro avversari, che intanto sono costretti a concedere il rinvio dal fondo. Ignoffo, Cardinale, Ferrara, Cardinale, Ignoffo. Il lancio di Ignoffo, Bernardo in posizione praticamente da esterno, molto però in fuorigioco. Ex giocatore di Palermo e Battipaiese, nonché
della Parmonval, condiviso anche con Tonino Cardinale, l'esperienza nella compagine palermitana della Borgata, Marinara di Partanna, anche con dei campionati molto interessanti in eccellenza. È un altro ottimo ex calciatore come Marco Aprile, è stato in panchina quest'anno. Morello intanto recupera palla per la Don Carlo, cerca di scavalcare dall'altra parte con la palla che però esce prima che Gilardi la possa raggiungere. Permane, punteggio di 1-0. Probabilmente, considerando che dovrà giocare anche 2 gare ravvicinate, la squadra delle Vecchie Glorie sta anche un po' badando alla gestione fisica. Anche se Cardinale si muove in continuazione. Altra palla in profondità per Bernardo che desiste. Tanta qualità in campo in questo momento. Intanto torna in campo Vallone. C'è l'avanzata di Gilardi, preso però in controtempo Alcamo. C'è però poi l'errore dall'altra parte di Galeoto. Prova a passare Arnone, Galeoto rimedia al suo stesso errore e mette più lontano che può. Vasari, scavalcato dal pallone. Priolo, Cerniglia. Avanzata ancora da parte di Arnone che cerca la conclusione velenosa. La palla esce sopra la traversa. Cercato la conclusione qui. Intanto Ferrara col tunnel su Cerniglia, poi alzata la bandierina, c'è un fischio probabilmente in favore della formazione delle Vecchie Glorie, che va al lancio lungo, colpo di testa a mettere fuori da parte di Rizzolo Cerniglia. C'è l'avanzata ancora della Don Carlo. Gilardi va al centro, ignoffo con tutta la calma del mondo Cardinale. Poi Bernardo, c'è spazio per l'avanzata di Saglimbene. Occhio alla palla in profondità per Vallone, ingresso in area, Vallone la tiene, poi va al tiro, la grande parata di Chinnici in 2 tempi. E basta così per il direttore di gara, finisce come previsto la prima frazione da 35 minuti, la vince la formazione delle Vecchie Glorie 1-0, gol di Corona, minuto numero 11, con i primi punti di questo Memorial Pietro Costa che vanno appunto alla formazione in maglia bianco-blu, ma che di fatto ha il rosanero addosso. Anche qui indugiamo anche sul Prato Verde che arriva in campo. No, basta, basta. Pure a te di scanna, sciacca. Brenda Christian.
tira pure. Andiamo a fare che si fa buio, cioè almeno io voglio andare, voglio fare un po'. Devo fermare. Andiamo al parco, prego. Tanto foto di rito a bordo campo. Ricordo appunto, come dicevo prima, che Fermi. la squadra delle vecchie glorie ha portato a casa i primi punti, la prima vittoria. Nel caso in cui dovesse vincere anche il secondo incontro, a quel punto verrebbe meno l'importanza del terzo incontro. A quel punto sarebbe soltanto per completare un po' il cerchio, quello tra Don Carlo Misilmeri e Pratoverde. Altrimenti ovviamente sarebbe decisiva la terza partita. Andiamoci. Francesco! No, ma funziona! È quella possiamo. Tutto pronto dunque per la seconda partita, quella tra le vecchie glorie e il Pratoverde. Ti manca la lista di Pratoverde? Domenico, ma coicca te! saranno dati. Li do io, ti mando su WhatsApp. Sta per cominciare il secondo mini incontro, anche in questo caso frazione da 35 minuti. Ricordo Pratoverde che ha militato nel campionato di terza categoria lo scorso anno, squadra legata soprattutto alla famiglia a comando e che a sua volta presenta come fiore all'occhiello il proprio settore giovanile, un mix in realtà in campo oggi tra giovani e elementi della prima squadra. Tanto si vanno un po' a rifocillare i giocatori del settore giovanile della Don Carlo Misilmeri. Inizia il secondo incontro. Il pallone è gestito proprio dalla formazione delle vecchie glorie. Corona, in cui suo il primo nonché unico gol di questo triangolare. Nuovi fumogeni intanto sugli spalti del Giovanni Aloisio. C'è l'uscita di Azzarello, uno di quelli che con la Don Carlo Misilmeri, seppur con un ruolo non di prim'ordine, può dire di aver festeggiato e conquistato una promozione, una storica promozione di eccellenza della società, allora gestita dalla famiglia. L'ha tenuto in tanta attenzione fuori gioco, ma c'era stato l'errore di La Barbera. Cardinale fa passare per vie centrali su Giudice. C'è la corsa di Saglimbene, si propone Corona. Corona ancora fronte alla porta, cerca spazio, dribbla un avversario, sempre Corona circondato da maglie nero-verdi. Qui c'è il recupero del pallone, l'ottima giocata anche in disimpegno, mentre qui non riesce la gestione del pallone a Scafidi. E allora sarà un fallo laterale per il Pratoverde, con la rimessa affidata a Vitrano.
Il direttore di gara che attende che svanisca l'effetto dei fumogeni, anche se a dire la verità la visibilità non sembra essere un problema. Vitrano. Passaggio per vie centrali dalle parti di Falletta che si appoggia a Cerniglia. Falletta. La palla allargata sulla destra per Pratoverde che cerca di muovere il pallone con l'avanzata di Lercara, poi occhio al servizio in profondità, però chiude tutto la difesa. In maglia bianco-blu. Lupo. Adesso gioca Ferrara al centro della difesa. Tocco largo per Bernardo, uno di quelli che probabilmente giocherà tutti i minuti di questo triangolare. Palla lunga per Galeotto, troppo lunga però. Allora buon gioco a Zaretto. Passaggio per vie centrali con l'intervento ai danni di Chiaracane. Attenzione all'inserimento, poi recupera palla Giudice con la finta, ancora Giudice, lo scarico all'indietro per la conclusione alta da parte di Scafidi. Opportunità che sfuma sull'ottimo pressing, in particolare da parte di Vallone. Allora Zaretto. Gioca sull'Ercara. La giocata in avanti, poi prova a passare centralmente alle parti di Chiaracane ma sbaglia. Pallone Corona, segnalato un fuorigioco qui dal guardalinee, lo vedete inquadrato. Corona col cucchiaio, 1-0. Ma c'è l'annullamento. Bel gesto tecnico da parte di Giorgio Corona che non voleva smentirsi neanche in questa seconda partita. Allora si riparte. Cerniglia, poi Mancuso, bella palla in profondità, fuorigioco anche in questo caso. Il gioco di Nigliazzo. Palla lunga, Vallone, forse con un braccio si gioca. Ottimo qui il disimpegno da parte di Vitrano. Cerniglia, Vitrano fermato. Cardinale con calma ma sempre con lucidità. La palla messa sul secondo palo, non arriva l'Ercara, c'è Corona. Corona, il pallone, una via di mezzo tra chissà un cross e forse un pallonetto. Ha già recuperato palla la squadra delle vecchie glorie. Cardinale, l'aggancio, poi prova ad arrivare Scafidi, un attimo di ritardo però. Falletta. Vitrano. Cerca la giocata Mancuso, ferma tutto Ciccio Galeotto. Galeotto tra l'altro anche autore di gol importanti in carriera. Viene in mente uno a proposito di quella stagione magica, 95-96, gol contro il Vicenza in Coppa Italia. Intanto fuori gioco di Mancuso. Punizione già battuta per Cardinale. Cardinale che con la Salernitana ha anche giocato un playoff
per andare in Serie A. Era la stagione 96-97. Mentre intanto occhio qui alla fuga di Bernardo, chiuso da Zaretto. Dovrebbe essere fallo laterale, dicevo, di quella stagione 96-97 con la Salernitana, in cui figurava anche un altro giocatore palermitano, ovvero sia il bomber Roberto Maiocco. Salernitana che fu fermata dal Genoa, che però non riuscì a guadagnare l'accesso in Serie A. Poi ovviamente era una Serie C che poteva diventare Serie B, naturalmente. Cardinale. La palla poi giocata in avanti per Saglimbene, che viene fermato da Falletta. Falletta col lancio, pallone agganciato in qualche modo, poi ancora l'intervento Cerniglia, Mancuso, scambiano i due. Cerniglia prova la sterzata, poi chiude Giudice. Corona per scucchiaiare su Giudice, la chiusura in qualche modo di Vitrano, chiede un fallo di mano e arriva e punizione dal limite. Seguiamo allora questo calcio di punizione in favore della formazione delle vecchie glorie. Ci sono due pezzi da 90 sulla palla. Se ne va Giorgio Corona, lascia a Tonino Cardinale. Fischio, la battuta di Cardinale traversa. L'aveva fatto brutto qui Tonino. Azzetto, scusate, era in traiettoria, ma probabilmente nulla. Avrebbe potuto punizione sul palo del portiere, calciata perfettamente. Qui intanto si gioca, non arriva però sul pallone Saglimbene, allora dal fondo Francesco Azzaretto. Tra l'altro Tonino Cardinale, che un paio di anni fa, era l'ottobre del 2020, in quella stessa porta mi sa segna un gran gol, una partita di Coppa Italia d'eccellenza tra Don Carlo Misilmeri e Parma. Intanto c'è l'avanzata con il cross, fuori gioco però, dove il cross per Tripoli, anzi per Raccuglia, che era in offside. Giudice Cardinale pressato e fermato da Nigliazzo, poi Tripoli. Cerniglia prova a scavalcare, lo fa anche bene per il tocco di Nigliazzo e mette in calcio d'angolo in salvataggio Giancarlo Ferrara. Il calcio d'angolo per il Prato Verde, la palla sfodellata all'interno dell'area di rigore, colpo di testa e palla che si perde alta. Vitrano aveva colpito tutto solo e soffre la squadra delle vecchie glorie, probabilmente anche gravata dal doppio impegno.
Intanto Vitrano che torna a fare il suo ruolo, ovvero sia il laterale, il terzino, il tocco centrale per Pellegrino, poi il lancio di Lercara, il controllo tentato da Nigliazzo, poi Chiaracane, tocca per Mancuso, lungolinea per Nigliazzo, fuori gioco. La base della squadra è quella. Fuori gioco e punizione, mentre sono passati i primi 12 minuti e mezzo di questo secondo incontro. Ricordo, per chi si fosse messo alla visione all'ascolto soltanto adesso, il primo lo hanno vinto le vecchie glorie contro la Don Carlo Misilmeri, mentre qui intanto alla palla per Corona che non arriva. Raccuglia, Chiaracane, ancora Raccuglia, poi la palla centrale, Nigliazzo, posizione regolare, Nigliazzo contro Ferrara, serie di finte, poi la sterzata ancora di Nigliazzo, rimpallo e la Barbera che può raccogliere il pallone. C'è Ferrara che conduce il pallone. C'è l'intervento. A proposito di Salernitana, tornando al discorso legato a Tonino Cardinale, c'è un altro picciotto terribile che purtroppo non ha potuto presenziare proprio per la contemporaneità con un'altra grande festa, ovvero sia quella del centenario della Salernitana, ovvero sia Giacomo Tedesco, che a Salerno ha fatto veramente grandi cose anche in Serie A. Qui intanto la chiusura proprio su Cardinale, che è anche l'ultimo a toccare. Controllo di Mancuso. Lercara, falletta, il lancio troppo lungo però. Cardinale qui scucchiaia questo pallone per Vasari, Vasari sull'uscita di Azzaretto non riesce a dare il colpo un po' come era riuscito a Corona in precedenza. Ricordo gol annullato per fuorigioco, chi non l'avesse visto, uno scavino. Intanto occhio alla conclusione, altro fuorigioco, questa volta di Raccuglia. E punizione per le vecchie glorie, in particolare per Cardinale. Vasari, Saglin bene pressato, riesce a giocarla ancora per Tanino Vasari. Bernardo, Cardinale col tacco per Corona che non arriva. Storia di Tanino Vasari sul campo straordinaria, uno dei migliori giocatori, forse il migliore sempre di quella stagione 95-96, la doppietta al Parma in cui militava gente come Risto Stoichkov, come Luca Bucci, e che poi avrebbe anche sfiorato lo scudetto e vinto trofei in Italia e in Europa. Intanto Mancuso controlla in fuorigioco e poi il trasferimento e il giro d'Italia che lo ha portato prima al Cagliari, poi a Lecce e poi alla Sampdoria, sempre a cavallo tra Serie A e Serie B. E poi, come succede sempre nelle favole più belle, ritorno a Palermo nella stagione 2003-2004, quella dello storico ritorno in Serie A, condito anche con quello che, intanto attenzione, giudice, con l'ingresso in area, giudice si defila,
sempre Giudice fermato, l'arbitro fischia fallo, calcio di punizione, il contrasto falloso da parte di Pellegrino, che non è d'accordo, dicevo, di Vasario, di quel gol contro il Bari giugno del 2004, la dedica al padre, quello è stato anche l'ultimo gol del Palermo in quel campionato, con la vittoria per 3-0 e con la festa per il ritorno in Serie A. Poi purtroppo le strade di Vasari del Palermo sono divise, però resta sempre un amore enorme per questi colori. Intanto Saglimbene difende bene palla, andiamo in cronaca, siamo a metà della partita, 0-0, risultato che per il momento tiene aperta la corsa per la vittoria di questo Memorial, visto che a quel punto la partita tra Prato Verde e Don Carlo Misilmeri diventerebbe quella decisiva, ma qualora dovesse vincere ovviamente il gruppo delle vecchie glorie sarebbe tutto chiuso. Intanto Giudice prova a inserirsi, chiude l'Ercara in fallo laterale. La palla rimessa in gioco, Bernardo, Corona, spalle alla porta, e fallo laterale per Bernardo. Corona lo attende Mancuso, saltato, poi ancora Corona, ricomincia Bernardo. Bernardo finta il cross col destro, lo prepara col mancino che non è il suo piede e si vede. Colpo di testa e poi cerca di rilanciare l'azione Chiaracana. Attenzione perché è diventato un 2 contro 1 con la palla in avanti e la posizione è regolare con l'uscita di La Barbera e la palla che entra in rete per il vantaggio del Prato Verde e il gol di Badami. E dunque si sblocca la partita proprio mentre le vecchie glorie stavano cercando di spingere anche per sbloccare l'incontro, invece hanno subito la rete dell'1-0 a firma Badami. Dunque punteggio che cambia con la rete di Badami col Prato Verde in vantaggio. Adesso sì che si riapre tutto, allora ovviamente la partita dovesse finire con questo risultato. Giudice, Lupo, Ferrara, ovviamente adesso andrà a dare tutto per tutto in questo quarto d'ora la squadra in maglia bianco-blu. Bernardo, Scodella, Corona appoggia, Zaretto e Corona per l'1-1 immediato. Quando vi dicevamo che il piede di Bernardo, il piede preferito da Rosario Bernardo è il destro, non lo dicevamo invano. Gran cross, qui Corona cerca di piazzarla, trova Zaretto e poi l'appoggio comodo, facile con il portiere del Prato Verde ancora a terra. 1-1. Tanto avanza Vitrano, poi la palla scodellata in avanti da Raccuglia, il colpo di testa di Badami, palla che si perde oltre la linea di fondo. Vasari,
il controllo, poi Giudice finta di cambiare gioco, va da Galeotto. Galeotto tagliato fuori da Vitrano, che poi è costretto a giocarla, lo fa comunque bene perché serve Cerniglia. Caracas si gira su se stessa e manda a vuoto Giudice. Tripoli, il lancio impreciso. Poi la Barbera che ha lanciato verso Galeotto, ora Cardinale ancora per il terzino destro. Giudice per Vasari, serie di finte, Vasari se la porta dal sinistro, Vasari, altro dribbling, poi ancora la tiene evitando anche Bernardo, infine la traccia in profondità, imprecisa per Giorgio Corona. C'è l'avanzata di Cerniglia indisturbato, poi anticipo su Badami, l'arbitro lascia giocare, ma prima credo fosse in fuorigioco l'autore del gol che ha sbloccato questa mini partita. Il pallone rimesso in gioco, il Pratoverde che lo gestisce con Falletta. Vizio largo a destra per l'avanzata di Lercara, poi il tentativo di inserimento, attenzione al possibile contatto, è messo giù, se non ho visto male, Ignazio. Ferrara, che adesso ha più libertà di sbarrare perché Giudice si è messo al centro, scelta dettata dalla necessità di far girare più rapidamente il pallone. Qui Cardinale con l'imbucata splendida per Vasari, e questa volta riesce il pallonetto a Tanino Vasari, che trova la rete del 2-1, ribalta il risultato, la formazione delle vecchie glorie. E qui un cioccolatino di Tonino Cardinale per Gaetano Vasari. Qualità a tonnellate sul terreno di gioco del Giovanni Aloisio. Tanto la notizia è che non segna solo Giorgio Corona nella squadra delle vecchie glorie. Non può essere davvero altrimenti. Ultimi 10, anzi qualcosa in meno, di questa seconda mini partita che di fatto sta consegnando la prima edizione del Memorial riproposta a la squadra delle vecchie glorie, che qui si difende con il palleggio di lupo. Galeotto in qualche modo la gira dalle parti di Arena però appostata al centro, Corona viene preso in controtempo. Falletta con il lancio in avanti, il controllo da parte di Mancuso, bravo la Barbera. Il lancio intanto con la palla che però viene raccolta dal Pratoverde con Falletta.
passaggio che arriva dalle parti di Badami, c'è l'ottima diagonale, poi ancora attacco buono con la palla piazzata e fuori gioco di Badami, qui sull'ottima giocata da parte di Raccuglia. E dunque un gol annullato per parte dopo quello a Corona, quello di Badami. Poteva essere doppietta per lui. Intanto Bernardo non può arrivare. Ricomincia Pellegrino mentre si accendono i riflettori. Qui a Giovanni Aloisio sta calando il sole. Intanto il lancio per la corsa da parte di Nigliazzo, per il lancio di La Barbera che trova Tripoli. Tripoli cerca conclusione velleitaria. Intanto Ferrara sguscia in mezzo alle maglie nero-verdi. Lupo scambia con Corona. Ferrara, passaggio intercettato con il Protoverde che recupera, arriva quella palla in profondità. Badami, l'uscita di da fuori gioco comunque nel numero 20. Qui intanto la palla scodellata ancora per la corsa di Vasari, questa volta legge in anticipo a Zaretto. Corona, Galeotto corre e la controlla, si propone Ferrara, visto e servito. Ferrara, uno sguardo al centro, Ferrara propone con l'ottimo intervento di Lercara ad anticipare Arena. Poi Falletta, attenzione perché sono in 6 del Protoverde contro 5. La palla in mezzo, sbagliata però da Raccuglia. Ultimi 5 minuti e spicci di questa seconda partita. Occhio alla palla in profondità per Vasari. L'uscita di Azzaretto che va subito a lanciare. Il controllo di Giudice che poi quasi dimentica il pallone. Cardinale. Lupo, Cardinale, Giudice, palla in avanti, Corona, il controllo, Vasari, si ricompone ancora la premiata ditta con Vasari che ci riprova con l'altro pallonetto, palla fuori in vena di delizie. Tanino, Vasari, mentre rientra altra serie di cambi. Occhio alla palla in profondità per la corsa di Nigliazzo, altro fuorigioco. Lupo, Ferrara, scambia con la Barbera. La palla sventagliata in avanti da Romano, cerca il controllo senza successo, poi recupera Lercara che alleggerisce su Azzaretto. Cerniglia,
Tripoli si gira, il tentativo di chiusura da parte di Ferrara che va a buon fine. E poi c'è un calcio di punizione a 2 in area per il Prato Verde. Presunto retropassaggio alla Barbera, che ha toccato la palla con le mani, e quindi questa punizione per la squadra nero-verde. 3 minuti e mezzo alla fine. Un po' di capannello attorno al pallone. Sembra essere Cerniglia, che se chiaramente non può calciare in maniera diretta verso la porta. C'è anche Nigliazzo sul pallone. C'è il fischio con il tocco proprio per Cerniglia. Conclusione che si perde fuori. E finisce qui. Finisce qui e punti alla mano dovremmo avere la squadra che ha vinto questa prima edizione del Memorial Pietro Costa, ovvero sia la squadra delle vecchie glorie, che vincendo per 2-1 ha di fatto portato a casa 2 vittorie su 2. Impossibile per le due squadre di Misilmeri per questo derby che di fatto vale quel che vale, vale insomma il secondo posto. Se ne vanno le vecchie glorie, se ne va Tonino Cardinale e tutti gli altri, Leo Ferrara. Insomma, un pezzo di storia del calcio palermitano. Leggiamo anche su Tanino Vasari, che ha segnato il gol decisivo in questa partita. E poi via tutti gli altri, Giorgio Corona che va via per ultimo. Questa cosa è presente, come dicevo prima, anche da una delegazione della dirigenza della Don Carlo Misilmeri, con anche il neo nominato fresco di nomina direttore generale Luigi Picone. Come dicevo in avvio di questa nostra lunga diretta qui dal Giovanni Aloisio, ci saranno anche degli annunci in settimana, sicuramente per il nuovo direttore sportivo e poi anche per i primi acquisti, naturalmente acquisti che saranno importanti per una squadra che dopo il primo anno in cui ha sfiorato i playoff e dopo un secondo anno in cui è arrivato al terzo posto, ha sfiorato l'accesso al playoff nazionale di eccellenza, è andata anche a cercare qualcosa di meglio. Lascia il campo Andrea Lupo, meglio noto come Lupetto, grande tifoso del Palermo, naturalmente prima ancora comico di Sicilia Cabaret, non solo, di Made in Sud.
Tutto pronto per l'inizio. Inizia anche l'ultima partita di questo triangolare, un derby tra le due squadre del paese. Naturalmente ranghi un po' più completi. Per il Prato Verde, che schiera di fatto la squadra con cui ha disputato il campionato di terza categoria, dall'altra parte i giovani, il futuro della Don Carlo Misilmeri, sia con la formazione junior, con alcuni elementi della formazione junior, che in particolare con la squadra degli allievi regionali under 17. La palla centrale per Priolo, che viene subito contrastato, poi va in scivolata. Rizzolo, la Barbera, D'Agostino, palla in avanti per l'inserimento in posizione regolare. Azzaretto bravissimo sul tentativo da parte di Arnone, che era entrato bene in area. Migliazzo cerca di far passare la chiusura su Raccuglia. Intanto occhio all'avanzata da parte di Nigliazzo, chiuso dall'intervento di Alcamo. Arnone, D'Agostino non controlla bene, poi torna sulla sfera. Puleo indietro sullo suo portiere Passaro. Alcamo. Dicevo anche durante la partita contro le vecchie glorie della formazione allievi regionali della Don Carlo Misilmeri, che ha fatto buonissime cose nel proprio girone. Tanto qui, mentre si gioca sul campo principale, giusto per fare un po' di colore, si sta allestendo una specie di torneo tra i giovanissimissimi qui a Misilmeri, tanti bambini. Questa è sicuramente una bella cosa, al di là dell'iniziativa. Mentre qui intanto il tiro alto tentato da Colline. Dicevo della presenza di tanti giovani, della presenza di diverse persone. Circa 100 le persone qui presenti sugli spalti del Giovanni Aloisio, sicuramente attratte da qualche presenza di un certo spessore, ma al tempo stesso anche legate alla figura che si sta ricordando oggi con questo memorial, di cui ci fregiamo di essere partner ufficiale. Intanto attenzione al lancio, Mancuso
Mancuso cerca il dribbling, non lo trova. Poi c'è l'ottima uscita, palla al piede da parte della Don Carlo Misilmeri, con l'avanzata adesso di Alcamo in avanti per D'Agostino. D'Agostino col dribbling e poi con l'apertura a destra. Colline, altro cambio di gioco, interviene senza problemi Lercaro. Poi Cerniglia, Badami alleggerisce per Vitrano, poi Nigliazzo non riesce a trovare compagni, non riesce al tempo stesso neanche Puleo a tenerla in gioco. Intanto il contrasto falloso di Priolo. Calcio di punizione, ricordo ancora una volta chi ci sta guardando di iscriversi al canale YouTube di Sportissili, oltre a seguirci in quelle che sono i nostri canali principali, sia social, ovvero Facebook e Instagram, oltre che ovviamente a leggere le notizie più importanti su sportissili.it. In particolare oggi giornata di iscrizioni, di scadenze per alcune formazioni siciliane, in particolare il Palermo in Serie B e il Messina in Serie C. Intanto D'Agostino ai 15 metri sopra la traversa, il suo tiro si ripartirà dal fondo con Ciccio Zaretto. La palla giocata adesso corta con Pellegrino e con Cerniglia. Possesso palla per il Prato Verde con Falletta. Ora Falletta la tiene sull'attacco di Arnone. Cerniglia allarga per Vitrano, adesso in proiezione offensiva. Cercata la palla in profondità, forse in fuorigioco, non secondo il guardalinee, il numero 9 Raccuglia. Recupera comunque palla la Don Carlo Misilmeri con l'uscita palla al piede di La Barbera. D'Agostino allarga per la corsa di De Caro, affrontato e fermato. Pellegrino, Falletta senza pressione, sicuramente un orgoglio per questi ragazzi, entrambe le parti, quello di poter rappresentare il proprio paese in uno stadio intitolato ad un personaggio molto importante per il calcio nella cittadina a 10 km da Palermo, uno dei primi paesi fuori dal confine orientale del comune di Palermo, ai piedi della Valle dell'Eleuterio. E proprio a proposito di quelle che sono le squadre che militano nel calcio dilettantistico siciliano, naturalmente annunceremo con Sportissili tante, ci auguriamo proficue collaborazioni con alcune formazioni di cui diventeremo media partner ufficiali. Vedremo tutti gli annunci del caso nel corso della stagione, nel corso dell'estate in particolare. Sono un'estate caldissima, non soltanto a livello atmosferico, ma proprio per nuove collaborazioni che prevediamo anche di annunciare e delle quali rendervi partecipi. Tanto palla lunga
letta bene da Passaro. Intanto la giocata di De Caro che fa secco l'ercare e può avanzare. Arnone scambia con Alcamo che riesce a passare. Alcamo è sul fondo, poi decide di rientrare. De Caro, D'Agostino la piazza con il destro sopra la traversa. Naturalmente i ritmi sono quelli che sono, pur sempre calcio d'estate come si suol dire in questi casi, quindi non molto, a dire la verità, da segnalare in questi primi 10 minuti. Sono per entrare di fatto negli ultimi 25 di questo triangolare, che ricordo si è già deciso di fatto nelle sue prime partite. Intanto conclusione di Priolo, bloccata senza grossi problemi da Azzaretto. Già rimesso in gioco il pallone. Poi Cerniglia, il tocco in avanti. Adesso Chiaracana che può avanzare. La corsa di Raccuglia. 1 contro 1, converge, poi propone questa palla sul secondo palo. Mancuso. Manca l'impatto. Si riparte con Alcamo. Poi la palla intanto giocata in avanti. Cerca Colline di venirne fuori, in qualche modo ce la fa. Priolo va sul fondo, la finta per la palla messa al centro per Arnone, para Azzaretto. Fallo laterale per il Prato Verde, mentre si intensificano qui sulla parterre del Giovanni Aloisio anche i transiti con i primi giocatori della squadra delle vecchie glorie che lasciano l'impianto di Piano Stoppa. Intanto la corsa tentata senza successo in realtà da Costa. Alcamo, Arnone, ancora Alcamo, altri triangoli che si chiudono, conclusione poi col sinistro, fuori. Azzaretto vuole andare a rinvio lungo. La battuta col colpo di testa di Priolo, quello di Rizzolo. C'è fallo. Danni di Iazzo secondo il direttore di gara. Iazzo.
Attenzione alla palla in avanti, Costa sull'uscita alla fuori. Oh, fatti vacanze, diciamo che succede. Intanto Arnone fermato, rimessa Prato Verde. Sta per scadere il quarto d'ora. Tanto Costa, Lercara pressato, rischia di perderla, costretto ad alleggerire, costretto a far intervenire Pellegrino con un grande salvataggio. Azzaretto lungo il controllo da parte di Lercara in proiezione d'attacco. Racuglia, serie di finte, riesce a dribblare un avversario, decide di portarsi a casa il calcio d'angolo. Attenzione qui intanto alla rete realizzata da Lercara, che sblocca la partita ancora una volta. È il Prato Verde a sbloccare il suo incontro. Vedremo come si chiuderà. E dunque cambia il punteggio. Con il Prato Verde in vantaggio. Ricordiamo che anche nella partita precedente contro la Vecchia Gloria è andata in vantaggio la squadra nero-verde, salvo poi subire i gol di Corona e di Vasari, che in questo momento stanno anche posando per alcuni scatti con i presenti. Intanto attenzione all'avanzata di D'Agostino, il tocco per l'avanzata e la palla intercettata da Falletta, che è riuscito a fermare l'avanzata del numero 9, D'Agostino appunto. Tanto avvicendamento tra i pali della Don Carlo Misilmeri, che a questo punto si pone come obiettivo quello di andare in gol, quantomeno sbloccare la sua partita, quantomeno il suo score personale. Qui intanto Mancuso subisce forse un contatto, palla per Costa che propone al centro, allontana senza problemi Rizzoli. Poi c'è l'avanzata di Priolo che ritrova palla, però il Prato Verde fa buona guardia. Tanto c'è un fischio, un calcio di punizione proprio per i neroverdi. Cerca di ripartire.
Il Prato Verde che guadagna un calcio di punizione. Falletta, gestisce come sempre da metronomo in mezzo al campo. Qui però recupera un buon pallone la Don Carlo con Colline, l'intervento però contropiede del Prato Verde con Igliazzo che dribbla un avversario, ne dribbla un altro, poi pallone piazzato a Costa sopra la traversa. Andiamo dall'altra parte con la sventagliata di De Caro, mette fuori l'Ercara, anzi mette fuori Vitrano. Arena! Domenico! Intanto attenzione, ancora De Caro, se ne va, De Caro mette al centro, la palla scorre, D'Agostino se la sistema, poi appoggia in mezzo e trova il gol Colline. Gol dell'1-1 con il pareggio che arriva. A un quarto d'ora dalla fine. D'Agostino qui non arriva sul pallone, vedremo. Ora a questo punto diventa quasi una questione di onore quest'ultima dozzina di minuti. C'è un fischio intanto contro, anzi in favore di Mancuso. Raccuglia con il lancio, fuori gioco di Mancuso. E riparte Cerniglia per la Don Carlo. C'è un Cerniglia per parte, d'altronde un cognome molto diffuso. Qui intanto l'Ercara legge bene il movimento di Alcamo, appoggia da Zaretto. Zaretto, che come ho detto nella partita precedente è stato tra i protagonisti o comunque tra i componenti di quella Don Carlo Misilmeri che nell'estate del 2019 ha potuto festeggiare l'approdo in eccellenza. E qui De Caro incrocia bene col sinistro, pallone che si perde però fuori. Intanto c'è un fischio, un calcio di punizione in favore del Prato Verde. Mentre intanto se ne va Passaro. Mancuso scivola. A buon gioco Cerniglia che prova anche ad uscire dalla situazione.
però si trascina il pallone oltre la linea laterale. Tanto c'è forse un intervento falloso su Nigliazzo. Si prosegue comunque. La Barbera, tocco per Alcamo che la perde a vantaggio di Cerniglia. Mancuso in mezzo, allontana Rizzolo, poi Cerniglia con la palla che entra in rete. Punizione Don Carlo. Il lancio per De Caro, Pellegrino in anticipo, poi Azzaretto, Lercara la mette giù, poi riesce a farla passare ma non mantenendola in campo. Tanto la palla arriva sul fondo da Agostino col tiro ribattuto in maniera provvidenziale, poi riesce a allontanare la difesa del Prato Verde. Partita aperta più che mai in questo finale. La Barbera lancia in avanti, poi c'è l'avanzata di D'Agostino che si è acceso ma qui non trova compagni, allora Vitran. Poi la chiusura ancora con l'avanzata di La Barbera. Gira palla ancora da Don Carlo. La Barbera, il tocco per Alcamo, serie di finta, ancora Alcamo cerca di trovare spazio per il tiro, viene però chiuso. Allora si ricomincia da capo con la palla lanciata in avanti verso De Caro, la fa scorrere Lercara senza problemi. Ripartirà dal fondo con Azzaretto e con 8 minuti da giocare. Azzaretto sventaglia su Costa, sempre Costa qui col dribbling, poi recupera palla a Cerniglia e lascia l'avanzata di D'Agostino. D'Agostino pronto alla porta, si ferma, preferisce andare da De Caro che può andare in 1 contro 1, sovrappone Cerniglia, De Caro va da solo, se la sposta, adesso appoggia a Cerniglia. D'Agostino che è sicuramente il più attivo dei suoi, qui prova a piazzarla però calcia in bocca a Azzaretto. Si gioca al piccolo trotto in questo finale, ultimi 7 minuti circa di partita, palla intanto lanciata in avanti senza problemi per Chinnici. D'Agostino, altra accelerazione. E fallo laterale per la Don Carlo Misilmeri. Naturalmente ci sarà la premiazione. Qui la palla ad Azzaretto che la rimette subito in gioco su Mancuso.
Intanto attenzione. Intanto prova ad uscire palla al piede Pellegrino. Avvicinano alla fine, arrivano anche le coppe, ci sarà la premiazione, poi mentre Mancuso recupera palla, non la tiene in campo, concede calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo verso l'area, colpo di testa a mettere fuori di Lercara, poi la fa rimbalzare Priolo che però non la tiene. Però fischia. È un calcio di punizione. Vabbè. C'è De Caro sul pallone, l'ha battuta sopra la traversa. Ultimi 3,5. Tanto c'è l'avanzata di Costa che propone al centro e c'è il gol. Gol di Raccuglia che riporta il Pratoverde in vantaggio proprio nel finale. Proprio nel finale dunque il gol di Raccuglia che per il momento consegna il secondo posto al Pratoverde in questo triangolare. Ricordo il trionfo della squadra delle vecchie glorie con l'1-0 ai danni della Don Carlo Misilmeri firmato Corona e col 2-1 proprio sul Pratoverde. Il gol di Corona è quello di Vasari dopo l'iniziale vantaggio firmato da Badami. Intanto Cucchiaio tentato da Migliazzo sopra la traversa, ci sarà però la deviazione, calcio d'angolo allora per il Pratoverde che prova anche a chiudere in avanti questa partita. Mancuso gioca con il match winner, Mancuso col sinistro fuori e finisce la partita, finisce il triangolare. Il Memorial Pietro Costa lo vince la squadra delle vecchie glorie con il Pratoverde che arriva al secondo posto, con i giovani della Don Carlo Misilmeri che completano questa partita, questa doppietta.
in terza posizione. Noi vi salutiamo, l'appuntamento è per i prossimi appuntamenti del Gatti Sportivi, seguiteci sul sito, seguiteci qui sul canale YouTube al quale vi invitiamo a iscrivervi, ovviamente sui nostri social, ovvero sia Facebook e Instagram. Grazie per l'attenzione, qui da Miss Mary, una buona serata.